Di nuovo un buongiorno a tutti voi, bentrovati al nostro ultimo appuntamento settimanale con A Voi la Linea. Udine sta ospitando il 17° update di gastroenterologia organizzato dalla struttura complessa di gastroenterologia dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, uno dei primi congressi medici in presenza programmati a Udine dopo l'emergenza Covid. Udine ospita la consueta 2 giornate dedicata alla gastroenterologia. Siamo al 17° appuntamento con l'update organizzato dal dottor Maurizio Zilli, che è direttore della struttura operativa complessa di gastroenterologia dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. L'importanza di essere riusciti, perché l'anno scorso l'avete fatto attraverso un webinar, no? E l'importanza di essere riusciti nuovamente a confrontarvi direttamente. Questo per noi è un grande traguardo e siamo tra i primi in Italia quest'anno, no? Perché effettivamente anche il fare le riunioni in presenza offre delle difficoltà organizzative non da poco. L'importante è di farlo in presenza perché ci si confronta direttamente, c'è partecipazione di specialisti, di medici di medicina generale, c'è partecipazione di informatori farmaceutici, di gente che si occupa di ricerca, per cui la fusione di tutte queste differenziate culture sicuramente è l'anima che deve stimolare tutta la scienza e la progressione scientifica. Ecco, rimaniamo in tema di continuità, anche dal punto di vista della funzionalità, cioè dal punto di vista dell'utilizzo delle strutture sanitarie, dell'operatività stessa. Post-Covid, che cosa sta succedendo? Siamo a tentare di riprendere, pur con le ridotte risorse, perché sappiamo che c'è carenza di medici, l'attività precedente. A dire il vero, noi durante il periodo Covid abbiamo mantenuto tutta l'attività prioritaria e non ultimo l'attività anche di screening del cancro colorettale, che è una cosa importantissima. Questo ha fatto sì che non si perdano la valenza di guadagno in termini di morbilità e mortalità per cancro del colon. Per quanto riguarda conseguenze Covid, nel 44% dei casi, perlomeno quando si parla di long Covid, ci sono delle conseguenze, delle problematiche che riguardano proprio l'apparato digestivo. Il Covid colpisce già in acuto, con una sindrome simile influenzale che può avere caratteristiche prettamente gastroenteriche, sappiamo tutti dell'anosmia, quel corteo sintomatologico che conosciamo, però quello che rimane appunto, come di tutti i fatti acuti del tubo digerente, il fatto subacuto che evolve piano piano in una guarigione lenta, che accompagna da una parte la sensazione astenica dei pazienti che tutti conosciamo, ma anche questi disturbi, soprattutto del distretto inferiore intestinale e non ultima anche l'anosmia, che tardano comunque a recuperare. Ecco, avete seguito anche voi dei casi all'ospedale di Udine? Sì, noi non avevamo come specificità proprio di seguire i Covid, però indirettamente ci siamo trovati a dover fare diagnosi e a dover anche vedere di questi pazienti per quanto di competenza gastroenterologica. Insomma. Ecco, in questi 2 giorni a Udine abbiamo detto che c'è questo confronto diretto con i medici di medicina generale. Dopo il Covid va rivisto un po' tutto il sistema. E perché è importante questo confronto diretto tra specialisti e medici che lavorano sul territorio? Devo dire che lo è sempre stato. Adesso ancor più perché il distacco creato dal Covid necessita appunto di un collante, di un nuovo collante. Perché è importante il rapporto con i medici di medicina generale? Perché loro sono i primi attori davanti al paziente nel processo di cura. E sono attori in primis, ma sono anche collaboratori dello specialista nei pazienti che vengono visti prettamente dallo specialista e che quindi devono proseguire nel cronico il loro iter terapeutico. E questo è configurato nei PDTA, nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, che appunto non devono restare dei documenti che stanno in archivio, ma devono essere l'espressione scritta di quello che correntemente facciamo e condividiamo. E qui siamo proprio per condividere queste cose. Bene, ringraziamo il dottor Maurizio Zilli, che ricordiamo essere, oltre che organizzatore appunto del
del congresso, è direttore della struttura operativa complessa di gastroenterologia dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregorato per questo collegamento e per aver approfondito appunto i temi del 17° update di gastroenterologia che è in corso di svolgimento a Udine. Restiamo a Udine in città, ma andremo da Alexis Sabot per vedere come sono andati i festeggiamenti oggi per un anniversario importante. Si tratta del 155° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia locale del comune. Allora andiamo a vedere com'è andata. Qui con me il sindaco Pietro Fontanini per tracciare anche un bilancio di questo anno della Polizia Municipale, un anno che non è stato semplice anche per motivi legati alla pandemia. Sì, non è stato semplice, però dei risultati molto importanti li abbiamo ottenuti. Ad esempio abbiamo istituito il posto di polizia in Viale Leopardi, in un luogo delicato dove c'è bisogno di presenza proprio delle forze di polizia. Noi come comune abbiamo fatto questo sforzo, adesso installeremo anche più di 60 telecamere di ultima generazione e poi quest'anno abbiamo comprato anche i cani antidroga che sono una realtà. Siamo l'unica polizia locale in regione che ha i cani antidroga perché è uno strumento importante per bloccare gli spacciatori e arginare questo fenomeno che è molto pericoloso soprattutto per le giovani generazioni. C'è anche un bando per nuove assunzioni. Sì, vogliamo tornare a aumentare il numero della polizia locale perché con i pensionamenti alcuni si sono trasferiti. Abbiamo perso qualche decina di unità. Sembrare un'istituzione che compie un anniversario importante, una cifra quasi tonda, il 155° anniversario. Dopodiché è importante anche perché queste sono le occasioni in cui si riesce a riflettere su quello che è il ruolo della polizia locale, su quello che fa la polizia locale, ma anche su quelle che sono le cose che non vanno e che riguardano la polizia locale. Oggi l'ho voluto ricordare nel mio intervento, ho voluto ricordare il fatto che noi dobbiamo agire in un contesto che deve tener conto di una norma nazionale che è la legge quadro sulla polizia locale che è del 1986. Dal 1986 ad oggi non bisogna essere dei geni per capire che il mondo è totalmente cambiato, che la sicurezza è totalmente cambiata, che le problematiche sono totalmente cambiate e che quindi non si può rimanere ancorati a una norma così vecchia che è superata dal tempo e dalle realtà dei fatti. Cani antidroga, la sede in Borgo Stazione, le telecamere, tante novità. Sì, sono gli obiettivi che ci siamo prefissi e che abbiamo raggiunto quest'anno. Gli agenti a quattro zampe, così li ha chiamati il comandante, sono una novità molto importante. Non c'è ovviamente la volontà di scavalcare le competenze della Polizia di Stato e dei Carabinieri, non è quello l'obiettivo, ma certamente quello di combattere quei fenomeni di piccolo spaccio, di degrado urbano che rendono insicuri da un punto di vista della percezione ai residenti. Questo è il nostro obiettivo. Il presidio di Via Leopardi va anche in questa direzione e siamo molto soddisfatti perché iniziano ad esserci i primi interventi proprio sulla base delle segnalazioni che i cittadini fanno all'interno del presidio e quindi i risultati stanno arrivando. Sulla videosorveglianza rappresenta il futuro sia in termini di prevenzione che in termini di repressione. Ci sono state delle polemiche che ritengo assurde. Se io mi comporto correttamente non devo assolutamente avere il timore di essere sorvegliato da una telecamera, nella consapevolezza che quelle immagini sono viste e gestite dalle forze di polizia. Qui a pochi metri da noi c'è una telecamera, come ci sono in tantissime vie della città, e io non vedo la gente preoccupata per il fatto di camminare in Piazza Libertà con una telecamera a pochi metri da sé. Il presidio che abbiamo aperto in Borgo Stazione sta dando i risultati che ci aspettavamo, quindi presenza sul territorio delle forze di polizia e quindi allontanamento di certi fenomeni che creavano disturbo e insicurezza da parte della cittadinanza. È chiaro che il presidio non può risolvere da solo tutti i problemi legati a quel quartiere, però essere presenti al momento in cui c'è la necessità credo che sia già un buon punto di partenza. Per quanto riguarda l'attività della polizia locale, io ho fatto un attimino
un elenco di quelli che sono stati tutti i compiti, tutti gli interventi che abbiamo fatto in questo triennio in cui mi vede al comando di questo corpo, e mi pare che abbiamo fatto tante cose. L'amministrazione ci ha appoggiato su questo, aveva dei progetti, li abbiamo realizzati. Ovviamente non ci fermiamo qua, la nostra attività richiede continuamente aggiornamenti e essere continuamente operativi proprio per intervenire, per riuscire proprio a scalfire quella percezione di insicurezza che i cittadini molte volte risentono, anche se poi in realtà non c'è un reale problema di sicurezza. Grazie allora anche ad Alexis Sabot, noi ci rivediamo tra pochi istanti, il tempo di una piccola pausa pubblicitaria e torniamo con la seconda parte di A Voi la Linea. Parliamo ora di un lavoro documentaristico che è stato riconosciuto dall'Italian Film Festival di San Francisco. Stiamo parlando di quello di Fabrizio Zanfagnini, che con incantesimi d'autore delle Telefriulane ha incantato anche il pubblico di Telefriuli, video che sono stati trasmessi dalla nostra emittente e che ha pubblicato anche su YouTube. Un nuovo video proprio per valorizzare il Friuli aprirà la 44esima edizione della rassegna. Documentari bellissimi, creati, ideati completamente da te, oltre alle riprese, belli al punto da essere riconosciuti proprio da fuori Italia. Che cosa è successo? È successo che innanzitutto questi documentari che io realizzo sono stati fatti, diciamo così, per essere visti, e naturalmente a Telefriuli sono stati visti alcune volte e fanno parte di una serie che da alcuni anni Telefriuli trasmette. Alcuni di questi sono stati pubblicati su YouTube e sono stati visti in diverse parti del mondo. La cosa più interessante è il fatto che da San Francisco il direttore dell'Italian Film Festival, che tra l'altro è di origini friulane, è una seconda generazione, ha visto questi filmati sul Friuli ed è rimasto entusiasta, mi ha contattato, è venuto in Italia e mi ha chiesto di preparare un breve video di 6 minuti per raccontare il Friuli, e questa è la storia. Cioè sono dei video, dei documentari legati al territorio, alle storie e alla tradizione del Friuli Venezia Giulia, ma come nasce un tuo documentario? Ma nasce innanzitutto dalla bellezza del paesaggio, perché noi in Friuli, il più bel paese del mondo, tra virgolette, ma è così perché viviamo in un posto veramente straordinario. Questo è stato sottolineato anche da molti esperti turistici a livello internazionale, tra cui l'Onei Planet alcuni anni fa ha definito il Friuli una terra assolutamente da visitare. E quindi è facile trovare degli argomenti, dei paesaggi da raccontare, ed è quello che faccio io in tutta semplicità e lavorando praticamente da solo. Infatti la cosa che mi ha fatto un po' sorridere è le domande che mi faranno in un'intervista appunto per San Francisco, in un collegamento via Zoom, dove mi chiedono quante persone fanno parte della mia troupe, chi scrive i testi, i fonici, chi è il produttore, e praticamente dovrei fare una fotografia con me stesso ripetuto più volte, ecco, questo è il concetto. Quindi autore, regista, operatore, tutto fare. E uomo delle pulizie, perché facciamo anche le pulizie. Ma come parte una storia? Tu alla fine sei più legato a un certo tipo di zone del territorio del Friuli Venezia Giulia, oppure vai sempre a ricercare una storia di tuo territorio? No, la storia chiaramente fa parte del territorio, o meglio il territorio racconta la storia. In effetti il problema è la distanza, no? Perché essendo da solo, essendo a livello diciamo così un po' amatoriale tra virgolette, anche se poi la produzione alla fine presenta qualcosa anche di più rispetto ad una produzione amatoriale, però direi che la distanza fa la differenza, nel senso che sei vicino a casa
racconti il territorio, che ti consente di essere presente in diverse circostanze, in molte situazioni diverse, anche paesaggistiche, voglio dire, anche per quanto riguarda la luce, per quanto riguarda le condizioni ambientali e quant'altro. Quindi il territorio fa la storia da sé, poi è facile raccontare, una cosa bella si racconta molto facilmente. Insomma. E la passione che ti contraddistingue fa emergere ancora di più la bellezza dei territori, perché come la racconti tu davvero diventa ancora più bella, secondo me. Hai in programma altri documentari? Stai già lavorando su qualcos'altro? Assolutamente sì, ce ne sono 4 o 5 che verranno tra l'altro trasmessi proprio da Telefriuli e riguardano per esempio i castelli orientali, quelli diciamo tra il 1000 e il 1500, che fanno parte appunto del territorio a est di Udine. Poi ci sono altri documentari legati alle rogge, proprio qui vicino abbiamo un esempio proprio nella zona del Roiale, e altri ancora che sono in preparazione su alcune figure particolari, su Don Gastone, che è un prete che ha avuto diciamo così, ha dato un'impronta molto particolare al suo territorio, e racconterò anche la storia di questo prete, e poi ce ne sono altri insomma, che sono in fase di gestazione. Gran finale per la 29esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra. Mercoledì scorso nel Duomo di San Marco, Pordenone, è andato in scena l'ultimo lavoro del cantautore Simone Cristicchi, Come gigli nei campi, storie ordinarie di miracoli. Un lavoro nato da un viaggio iniziato in un monastero del Kosovo. A raccontare di questo progetto è lo stesso cantautore. Sentiamo. Come i giri nei campi nasce da un legame di amicizia con padre Benedetto, Otaz Benedict, e sono stato ospite del monastero di Decani in Kosovo, dove vivono 25 monaci ortodossi, ed è stata un'esperienza incredibile perché non solo ho vissuto la vita monastica, ma mi è capitato anche di conoscere delle storie veramente incredibili di questo paese di cui sapevo pochissimo, eppure è a un'ora di volo dall'Italia. E da questo è nato poi diciamo, il progetto, grazie anche a Franco Calabretto, che ha avuto l'intuizione di chiedermi un progetto inedito per il Festival di Musica Sacra qui a Pordenone, e la mia idea era quella è stata quella di invitare padre Benedetto per far conoscere anche a tutti gli altri le storie che aveva raccontato a me. Il filo rosso credo che sia la compassione, che in senso buddista vuol dire soffrire con, patire con, e quindi mettersi nei panni dell'altro. Io credo che in questo progetto sia venuto fuori soprattutto l'umanità, un'umanità ferita, abbandonata e disgraziata, un'umanità di cui molto spesso noi non ci accorgiamo, perché esiste un altro tipo di epidemia, di pandemia, che affligge il mondo e di cui siamo tutti vittime, ed è l'indifferenza. L'indifferenza non ti fa vedere il dolore dell'altro, non ti fa patire con l'altro, e semplicemente raccontandole queste storie sono convinto che cambi qualcosa nella prospettiva, nello sguardo delle persone. Siamo il futuro, il passato, il presente, siamo una goccia nell'oceano del tempo. Esiste un'associazione che si chiama Amici di Decani, e si muove soprattutto su internet, e loro hanno molteplici progetti per poter aiutare le persone in difficoltà. Mi viene in mente il progetto legato a Ivana, questa bambina che viveva in una casa diroccata con una famiglia molto in difficoltà, e grazie agli aiuti che sono pervenuti poi dall'Italia, con piccole donazioni, si è riusciti poi a comprare una casa degna di questo nome per questa famiglia povera, e la vita di Ivana in particolare è completamente cambiata. Oggi lei è un dottore, si è laureata in medicina, si è costruita una famiglia
Tutto questo è stato però generato dall'aiuto delle persone, dalla bontà, dalla solidarietà che è arrivata anche dall'Italia. Grazie a tutti. Era il nostro ultimo servizio per oggi. A voi la linea torna lunedì alle 12:45. Prossimo appuntamento con l'informazione, invece il TG Flash delle 16:30. Vi auguro un buon pomeriggio e grazie per averci seguito.